La pianificazione e la promozione dell'attività turistica per l'anno 2023 al centro degli Stati Generali del Turismo nella Pedemontana Veneta. Iniziativa a cura dell'associazione OGD Pedemontana Veneta e Colli e proposta all'Auditorium Città di Tiene e Fonato. A confrontarsi insieme sindaci, assessori, associazioni di categoria, pro loco, operatori turistici e guide turistiche. Siamo in ripresa, il 2020 abbiamo avuto un calo delle presenze turistiche di circa il 60% rispetto al 2019, ma già con i dati che abbiamo secondo l'Osservatorio Turistico Regionale fino a luglio del 2022 vediamo un aumento di presenze rispetto al 2021. La giornata è stata dunque l'occasione per fare il punto della situazione e trovare soluzioni condivise. Le nuove tecnologie ci permettono oggi di promuovere il nostro territorio, il digitale ci permette di arrivare ai circuiti turistici internazionali, di arrivare al grande pubblico, di promuovere i nostri luoghi, le nostre peculiarità per avere un turismo sostenibile, un turismo inclusivo e a portata di tutti. I 5 tavoli di lavoro hanno approfondito altrettante tematiche quali strutture ricettive, target e turismi, pedemontana terra di escursioni, turismo rurale, turismo enogastronomico, arte e cultura. Complimenti a tutto il gruppo di lavoro dell'ODG Pedemontana Veneta. Spero continuino così perché veramente il lavoro fatto con le amministrazioni è importante, si deve sempre più puntare su questo nuovo e sempre maggior stimolante volano del territorio proprio per portare ricchezza a tutti quanti. Economia che può anche godere di esperienze diverse da quelle del passato, quindi anche un turismo che diventa esperienza, che diventa emozione e che può interessare dai grandi ai piccoli e a chi ha già vissuto la vita con maggiore esperienza.